Mi chiamo Diego Anghilante e sono nasciuto in una famiglia di San Peire, in Valvaraccio, ma sono cresciuto a Cuni, e i miei erano emigrati per far studiare i miei fratelli più vecchi. E dunque sono cresciuto in una famiglia dove tutti mi parlavano italiano, perché ero lo derrière, lo più giovane della famiglia, in un contesto di città piemontese come Cuni, e poi sono arrivato verso i 18-20 anni, ho avuto da manco di ritrovare le mie radici occitane. E allora, in tanti anni che studiavo filosofia all'Università di Turin e che giocavo a rugby nelle squadre di Cuni, sono decostato da anni di full immersion in l'ambiente contadino della mia Valado, della Valvaraccio, e la Valado Stassà, la Valmairo. Sono stato anni veramente messo ai vorgù mi immedesimare a questo mondo, i giovani da mio age che vivevano in cadin a quelle valade che facevano i contadini e sono stato una decina di anni estremamente importante della mia vita, dove hai imparato a parlare l'occitano, belle se a queste frequentazioni tra Valvaraccio, Valmairo, Auto, Valvaraccio, San Peire mi hanno portato a adottare d'aspetto di non parlato e d'aspetto di un autoparlato, a meschiana briso, mi su formare un'occitano, una briso tutte mie. E sono stati anni importanti, sono stati anni in cui hai frequentato i viei dei nostri paesi, hai frequentato le feste tradizionali, gli osti in cui si cantava, in cui si rusava, in cui i giovani si piccavano, in cui si calignavano le figlie. E è stata un'esperienza che mi ha profondamente cambiato. E ho preso i 30 anni, ho toccato a pensare di scrivere tutto il mondo, di buttare per scritto il mondo che avevo conosciuto e che veio se destissare, che veio se perdere. Parlo degli anni 90, parlo di 25 anni fa, perché i miei morirono e tanti giovani che erano stati compagni di bisboccio insieme a me abbandonavano le alte valade per andare a lavorare nelle ville della pianura piemontese. E allora Zacchi che ha toccato a elaborare a questo lavoro, me lo sono portato a reire per tanti anni, di scritto come li sa da punti, come si dice in italiano, e ha preso la momento estremamente fecondo della mia vita, una decina d'anni fa, e te, di Luvir de Carchimese, hai scritto a questo tragedio che si intitola Bastian Nevacio, e che ha preso e è stato segnalato in un concorso bandito dalla regione Piemonte per
de teatre in lingua minoritario e è stato pubblicato nel 2012 in queste belle libri. Bastian Nevaccio è il protagonista di questo tragedio, è nome che al cominciamento degli anni 70 dal secolo passato vive in un paese di alto montagna e proprio in un momento in cui in barunde di gente scappa dalla montagna e migra per andare a lavorare nelle città, all'abbandono della montagna. E è un personaggio difficile, caratteriale, violento, una persona che tende ad avere un rapporto di prevaricazione e di aggressività verso i compaesani, verso la sua famiglia. E è un nome che può dire se bruso la sua vita in queste dinamiche di autodistruzione. E dunque a questo tragedia è il tentativo di contare le storie, una storia personale, ma in un contesto che è quel disarrio epocale della fine della nostra civiltà contadino, montano, occitano, che è finito del tutto, ma sicuramente che sicuramente è più quello che mi avevo conosciuto 30 o 40 anni fa. E per scrivere questo tragedio hai messo un ventà non si tan letterari perché tante parole che servono per scrivere la letteratura la nostra gente di campagna o di montagna les avvio pas. E hai fatto un grosso lavoro di recupero di vecchie parole e in certi casi di neologismi e soprattutto hai cercato di pescare dai 4-5 dizionari delle nostre svalade, hai cercato di andare alla ricerca di tutte quelle parole che potevano avere potevano essere recuperate al piano letterario. Penso di avere in questa maniera donato un picciotto aiuto per revitalizzare la nostra lingua occitana e per gli donare una dignità letteraria che gli avevo scasi mai avuto. Sicuramente hai pas fatto riferimento alla parlato specifico del mio paese, ma hai piano preso da chi ha preso da lei, nel tentativo proprio di bastire una lingua nuova, una lingua letteraria. Naturalmente m'encalupame lontanamente a me arrambare a Alessandro Manzoni, a cui si è promessi sposi, ma l'operazione che Manzoni ha fatto 150 anni fa, o quasi 200, è stata quello di fondare l'italiano moderno proprio attraverso un'opera letteraria. E la contraddizione da questo tragedio è però che gli hai betate din tutta l'esperienza di questo vito, da questa immersione in la vita dei nostri paesi, ma gli hai betate code din
ehm, la letteratura e gli autori che mi hanno marcato mai di ma vita, per esempio scrivatori italiani come Carlo Emilio Gadda o Beppe Fenoglio, o dell'autecante autori come Shakespeare o i tragediografi greci. E a questa operazione mi rendo conto che può essere difficile da comprendere per la gente che vive un ca di nostre svalade e che generalmente ha un livello culturale pas troppo alto. Dunque il paradosso da questi lavori è che chi arriva a comprendere l'Occitano ha pas gli strumenti per costruire un certo spessore culturale e dell'autecante che aveva questi strumenti conosce l'Occitano e trovato tantissimo a capire a questo lingue che hai basti. Mi sembrava una contraddizione difficile da superare, no? Mi sembrava una tragedia senso pubblico, no? E ha preso 2 anni fa, per una serie di combinazioni, hai conosciuto datori dilettanti della Val d'Esturo e insieme si sono slandiati in questa avventura, abbiamo fondato un picciotte teatro, il Teatro della Fiur, formato da 3 attori e 2 attrici fremes, e insieme abbiamo proposto una selezione da questo tragedio, perché la rappresentare tutto vuol dire qualcosa come 4 ore di rappresentazione, e dunque abbiamo discernuto una serie di momenti significativi e abbiamo proposto a questi allestimenti. Abbiamo fatto l'anno passato, giusto l'anno che arrivava la pandemia cinese, abbiamo fatto 9 serate in quasi tutte le valade occitane d'Italia e devo dire che è stata un'esperienza estremamente positiva e entusiasmante.